Amici di Sorseggiando, bentornati e bentrovati. Siamo all'Enoturismo Le Rampe, sono tornata in un luogo in cui ho frequentato per tanto tempo e saremo qui per le prossime puntate per parlare di tante piccole cose. Sono qui con Costanza, che è la ragazza che si occupa un po' di tutto qui, no? È un po'... Grazie. fai un po' tutto te qua dentro, vero? Supervisioni, Esatto. stai da una parte, è un po' un grillo, sta da una parte, poi sta dall'altra, poi la rivedi di qua, la rivedi di là, è sempre un po' in movimento, è estremamente in movimento. Non la vedete, ma nel backstage c'è Daniela che sta controllando dall'alto della sua sapienza e saggezza, ci sta controllando attentamente, ma noi ci comporteremo bene e quindi siamo qui con Costanza. Intanto Costanza, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. E per partecipare a questa mia puntata. Io quest'anno, lo sapete, sto cercando sempre di avere della compagnia, qualcuno che mi faccia da spalla, perché vi siete stufati che faccio il monologo, lo so, e un po' mi sono stufata anch'io, e allora se chiacchiero con qualcuno viene tutto meglio. Allora, oggi con Costanza parleremo delle vigne urbane, delle urban winery, detta all'inglese perché fa più figo. Ho letto un articolo così di sfuggita su Facebook e mi ha molto colpito l'idea che ci sia un'associazione che è la UVA, la Urban Winery Associazione, che ha raccolto in giro per il mondo le vigne che sono costruite o costituite o piantate all'interno di un tessuto urbano, ma proprio urbano per essere proprio all'interno di una cinta cittadina. Al momento sono 11 questi vigneti, diciamo, questi vigneti urbani, e la posizione di questi vigneti urbani mi ha molto colpito, perché sono veramente all'interno di cinte murarie piuttosto che di luoghi che non verrebbe mai in mente che potessero contenere questi vigneti. Sono vigneti piccolissimi, non producono ettolitri di vino, però il solo fatto che possano esistere è molto interessante. Tra le ultime inserite all'interno di questo mini elenco, al momento sono 11 appunto, quella che mi ha, adesso arrivo anche a te, non ti preoccupare, ma quella che mi ha colpito di più è una delle ultime inserite, che si trova a New York, sul tetto di un palazzo di Brooklyn, il Navy Guard di Brooklyn. Se la cercate su Maps la trovate e si vede che c'è questo vigneto, che è un piccolissimo vigneto, è sui 1300 metri quadri, produce tra le 200 e le 250 bottiglie di vino rosso da uve bordolesi, quindi il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, eccetera. Ma è il fatto che sia all'interno, che sia su un tetto di New York. Allora, siccome ovviamente non c'è la terra sul tetto, come l'hanno piantata? Hanno messo le viti all'interno di vasi tecnici che possono essere utilizzati appunto per essere anche bagnati, irrigati e fertilizzati, e questa vigna negli anni è cresciuta e adesso sta cominciando a produrre un po' di vino. Secondo te, a New York, una vigna su un tetto, stiamo lì che parliamo di biologico, di naturale, di chimica in vigna, ma l'aria di New York, secondo te, è adatta per un vigneto? Allora, io penso che le persone devono esprimere la propria passione. Quindi lì ci sono state persone che hanno voluto provare una nuova esperienza. Allora, dal mio punto di vista, l'aria di New York non so quanto bene possa fare alle piante, però se hanno analizzato il vino ed è tutto ok, perché no? Perché no? In questo momento storico le persone che portano avanti, secondo me, la natura e le proprie passioni possono dimostrare qualcosa di diverso. Mi piace questa tua interpretazione. In effetti sì, forse l'aria di New York non fa bene alle piante e alla vigna, però probabilmente le piante e la vigna farà bene all'aria di New York, no? Potrebbe essere un viceversa. Ma soprattutto io mi ricordo quando sono stata in Expo che proprio il padiglione degli Stati Uniti era stato creato per mostrare degli orti verticali, ed è stato molto interessante passare davanti al padiglione
nei 6 mesi di Expo, perché da maggio, in cui non c'era praticamente nulla di cresciuto, abbiamo proprio visto le piante crescere e svilupparsi in maniera verticale, tant'è che c'erano alcune che mi facevano ridere perché sono quelle magari le piante lunghe, che quindi i primi tempi erano belle rigogliose in verticale, poi a mano per la forza di gravità scendevano e quindi facevano un po' ridere, però vabbè, questa è un'altra cosa. Allora, io trovo che l'idea di una vigna a New York, in centro a New York, perché fuori ci può stare, insomma, lì c'è la zona del Finger Lakes che produce dei vini molto, molto buoni, molto particolari, però insomma su New York era un po' particolare. Ma le vigne urbane ce le abbiamo anche in Italia, ovviamente, che potevamo perderci l'occasione di avere le vigne urbane, quindi tra le ultime inserite ce n'è una che è in Sicilia. Beh, in Sicilia ce ne sono un paio in verità, però quella che mi ha intrigato è quella in Sicilia nella zona tra l'Etna e Catania, perché era presente già 60 anni fa, poi abbandonata e adesso quando la famiglia erede ha ricominciato a prepararla per reimpiantarla, si è trovato che 60 anni fa non c'erano case, non c'erano strade e fondamentalmente adesso c'è la fine c'è Catania intorno, no? Però il bello di questa vigna urbana è che è inserita all'interno di un contesto appunto al confine tra le pendici dell'Etna e Catania, ospita una masseria, un palmento che è una masseria viticola presente nel luogo fin dal 1790. All'interno di questa masseria c'è un antico torchio e botti in castagno che pare che abbiano ancora, che ricordino ancora il gusto, il sapore del mosto, ma soprattutto ospita i muretti a secco che sono patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Quindi è una valorizzazione in più di un territorio che è comunque già culturalmente e vegetativamente importante per noi, per l'Italia e anche per quella zona, perché i muretti a secco dell'Etna sono una cosa meravigliosa. Tu li hai mai visti? Sei mai riuscita a vederli? Solo nelle immagini in internet, di persona non ci sono mai stata purtroppo. Però se hai l'occasione vai, perché io ci sono stata qualche anno fa, sono stata in Sicilia e sono andata proprio nella zona dell'Etna e devo dire che effettivamente vedere i muretti a secco è veramente interessante, perché c'è tutta questa terra nera intorno dal vulcano eccetera, e i muretti sono fatti in una maniera in cui resistono da più di 100 anni. Mi ricordano tanto i famosi fazzoletti di terra del caro vecchio Giuseppe Taffarel, tanto io qualcosa ce la devo mettere sempre dentro, quindi andate a vedere anche fazzoletti di terra così sapete di cosa stiamo parlando. Un altro vigneto urbano che mi ha molto intrigato, in realtà non è uno, sarebbero due, ma sono divisi su due posizioni differenti, sono quelli a Venezia. Abbiamo i vigneti ritrovati della laguna di Venezia, ma anche il San Francesco della Vigna, sempre nella zona di Venezia. Sono vigneti recuperati nelle isole veneziane, un po' come il Dorone di cui abbiamo parlato anche sulle puntate del Merano Wine Festival, e sono orti vigneti che erano già presenti in laguna. Fondamentalmente quello di San Francesco, tra l'altro, faceva parte del monastero, quindi era un monastero che, come sapete, i frati coltivavano tantissimo le uve e favorivano anche la cultura e la viticoltura, e quindi era recuperato da un ex monastero. Estremamente interessante. Un altro che mi è piaciuto molto invece l'ho trovato a Siena, è il Castel di Pugna del Senarum Venea di Siena. Interessante perché all'interno di questo vigneto urbano, che non è grandissimo, appunto, e sappiamo che non è grandissimo, ma è molto interessante perché ci sono tutti i vitigni vecchi, vitigni autoctoni vecchi recuperati della Toscana, quindi abbiamo il Gorgottesco, il Tenerone, la Salamanna, il Rossone e il Mammolo, cioè vitigni antichi ritrovati, recuperati e impiantati in questo vigneto urbano.
Cultura, tutto fa cultura. Tutto fa cultura. Tra l'altro c'è anche il prugnolo gentile, che è quello con cui fanno il nobile di Montepulciano, ma quello lo lascio da parte perché tanto fa parte del Sangiovese, non ci interessa. Però insomma trovo, e dimmi se sei d'accordo, trovo che il recuperare questi vigneti, che sono parte della cultura di una città, parte della storia e delle tradizioni di una città, sia molto importante. Ma è anche un recuperare i gusti, perché da quelle uve puoi scoprire dei gusti nuovi. Certo. Quindi, come succede anche nelle nostre zone, ma credo in tutta Italia, ci sono persone che si dedicano proprio alla ricerca e al recupero. Adesso parliamo delle viti, ma ci sono anche per quanto riguarda la frutta, come il melo, ed è un recuperare la storia, il passato, e anche metterci proprio del proprio, perché bisogna dedicare tempo. Assolutamente. E a volte anche non solo il tempo, ma anche i soldi, perché No, è vero, devi è vero, andare alla è vero. ricerca, e quindi Ma è una cosa molto bello. È molto bello perché noi diamo un po' per scontato che queste cose poi arrivino, no? Poi se ne parla, io ne parlo, dico sì, bella questa cosa, però perché, tra virgolette, perché a me non è venuto in mente, non è venuto in mente a te o a chiunque altro, no? Però mi intriga molto, di tutto il discorso, mi intriga molto il fatto che ci sia qualcuno che ci pensa. sì. A cui vengono in mente queste idee. Qua nella zona abbiamo i ragazzi su a Fregona che hanno recuperato il grano antico e fanno la polenta con un grano antico recuperato. E è buonissimo, io l'ho assaggiata, è buonissima. Quindi, cioè, come ti viene in mente di andare a recuperare il melo piuttosto che il grano antico, piuttosto che l'altro giorno ho visto in televisione una varietà differente di limone giù in Sicilia, eccetera. È Cioè, vero. abbiamo una tale vastità, una tale cultura, una tale biodiversità in Italia da dover salvare, salvaguardare, recuperare, riutilizzare, che veramente andarci a perdere a fare gli esterofili, cioè veramente non ne vale praticamente la pena. E quindi, detto questo, io direi che ci dovremmo organizzare per andarci a fare un giro a vedere queste vigne urbane. Tu Molto che dici? volentieri. Sarebbe un'idea, vero? Sì, mi piacerebbe potrebbe essere proprio. un'idea. Tra l'altro ce n'è una bella perché l'ho cercata su... Io le ho cercate tutte su Maps e quindi le ho viste dove sono veramente posizionate in maniera spettacolare, cioè nulla da invidiare con le nostre colline del Prosecco, ma ce n'è una a Parigi, è il Clos de Montmartre, è esattamente nella zona di Montmartre, nel 18° arrondissement di Parigi, e produce 3-4 differenti importanti vini, ma sono 1800 piante che producono una trentina di varietà differenti di vino all'interno del 18° arrondissement di Parigi, quindi dentro a Montmartre. Quindi andate a Parigi, andate a vederlo, ma andate a Siena, andate a cercare la vigna di Siena, andate in Sicilia, andate a vedere quella dell'Etna piuttosto che quella di Palermo, ce n'è una a Milano dedicata a Leonardo. Andate a Parigi, per carità, se andate a New York per le feste, che poi quest'anno forse magari non è il caso, però se andate a New York andate a vedere il vigneto a Brooklyn, cioè, oppure andateli a cercare su Google Maps, andate a vedere perché è una cosa veramente interessante. Allora, abbiamo quasi finito, adesso siamo qua nelle ultime fasi concitate della chiusura della puntata, però mi è venuto in mente, non so se ti ricordi, che la Daniela una volta ci ha raccontato che si era piantata una vite in casa per far sì che fosse l'uva matura, ma probabilmente da vendemmia tardiva, perché insomma, che fosse l'uva pronta sulla vignetta in casa per Natale, così che la poteva addobbare per fare l'albero di Natale. A parte che la creatività della Daniela la conosciamo, è infinita, no? È infinita. Ma intanto la sto aspettando perché... Ma c'ho un po' sete, eccola! Ciao Daniela! Ciao Daniela! Ciao Daniela! Grazie mille! Grazie mille! Bene, e allora Costanza, intanto Sì. ti ringrazio per avermi... È andata bene, Grazie dai, hai visto? a te. Avevi tanta paura e è andata benissimo, sei È stata normale. tranquillissima, Grazie. quindi
Io ringrazio la Costanza e l'Enoturismo Le Rampe per l'ospitalità di questa prima puntata, ringrazio Daniela che ci ha portato il vino. Sì. Un brindisi a noi. Un brindisi a noi sempre ci vuole, a un futuro viaggio a vedere le vigne urbane, certo. Vero? Andiamo a vedere le vigne urbane e a voi grazie di averci seguito, vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram e cincine alla prossima puntata, arrivederci!